Abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua, amici carissimi del sabato, buongiorno, 27 settembre, ultimo sabato di questo bellissimo mese d'autunno. Oserei dire un po' quasi d'inverno, dal freddo che fa qui al nord. Ma vediamo se in Liguria si sta meglio e lo sapremo dai nostri graditissimi ospiti in collegamento, il maestro Claudio Cozzani. Buongiorno Claudio. Buongiorno Retta. Buongiorno e buongiorno Gianluca Campi, fisarmonica. Buongiorno Retta. Riusciamo Ciao. a parlare in contemporanea? Sì, siamo insieme. Peccato che non riusciamo a vedervi anche sullo schermo, ma comunque la vostra voce, la vostra musica sarà già molto importante e sufficiente. Intanto come si sta lì in Liguria? Fa freddo, c'è il sole? Fa un po' freddino e piove, non è che sia una gran bella giornata. Questa è la voce del maestro Claudio Cozzani. Allora, tu sei nato alla Spezia, Claudio, un brevissimo cenno biografico, diplomato in pianoforte presso il conservatorio della tua bellissima città, poi ti sei formato alla scuola di illustri maestri, nonché all'Accademia Chigiana, eccetera, eccetera. Se vuoi ricordare anche dei tuoi maestri, il pianista spagnolo Joaquín, non lo faccio te pronunciare, Joaquín Achucarro. Joaquín Asciucarro, Asciucarro. Sì. Poi hai proseguito gli studi con il musicista polacco, ma questo lo faccio dire a te. Marek Drewnowski, è un pianista polacco molto importante. Sì, poi sì. diplomato in diversi concorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Un saluto invece rapidissimo a Gianluca Campi, che invece suona un altro strumento stupendo, ma di tutt'altro genere. Gianluca, ci sei? Sì, eccomi qua. I nostri ascoltatori già ti conoscono e ti ricordano, tu con la tua bellissima fisarmonica, che sei venuto qua nei nostri studi personalmente e poi è un po' che non ritorni, Gianluca, eh? Sì, mi ricordo molto volentieri. Sono passati un po' di anni, però le cose belle si portano sempre dietro nel cuore. E anche tu hai fatto una bellissima carriera, 12 anni hai partecipato e hai vinto concorsi internazionali a Vercelli, poi sei stato definito il Paganini della fisarmonica, hai vinto il trofeo mondiale di fisarmonica d'Alcobaça in Portogallo, eccetera, eccetera, eccetera. Però oggi, perché siete insieme Gianluca Campi e Claudio Cozzani? Perché siete anche un duo. Sì, siamo il duo Gardel. Siete il duo Gardel e volete parlare un attimo di questo duo fisarmonica e pianoforte, come vi siete trovati, ecco, presentatevi perché i nostri ascoltatori non conoscono, avendo i visi non sanno chi è uno o chi è l'altro. Claudio, sei tu adesso? Sì, sono Claudio Cozzani, faccio una piccola presentazione del duo, Gianluca. Allora, sì, noi ci siamo conosciuti, cioè abbiamo formato il nostro duo nel 2005, quindi sono esattamente 20 anni che suoniamo insieme. E niente, siamo conosciuti durante un concerto di Gianluca, io ho avuto questa idea, a parte che
ho riscontrato le grandissime qualità tecniche musicali di Gianluca, quindi gli ho proposto di creare questo duo un po' molto originale, perché è una formazione, diciamo, dal punto di vista del repertorio l'abbiamo dovuto un po' creare. Cioè, il nostro repertorio è basato, sì, soprattutto sui tanghi, ma noi facciamo anche composizioni scritte per altri strumenti, dalla musica barocca di Bach e Vivaldi alla musica ungherese ispirata da Brahms, Rachmaninoff, quindi con elaborazioni fatte da noi su composizioni scritte per altri strumenti, che può essere violino e pianoforte, canto pianoforte solo, organo e quant'altro. Che però oggi noi non sentiremo perché vogliamo privilegiare questo recentissimo CD appena uscito, vero? Qui sentiamo... Sì, noi suoniamo parecchio il tango argentino. In questo caso, in questo CD è un mix, diciamo, di due grandi autori, in cui c'è il tango appunto tradizionale di Carlos Gardel, e ha unito al tango innovativo di Astor Piazzolla. Ma non sei un po' entrato, lo chiedo a Gianluca, nel campo di Gianluca con la fisarmonica? Non è un po' entrato a invadere il tuo campo, Gianluca? Ma sì, è un linguaggio molto, diciamo, comune alla fisarmonica, anche se il tango, ovviamente, quando si parla dell'Argentina, lo strumento simbolo è il bandoneon, quello che suonava per esempio Astor Piazzolla, però sono comunque due strumenti che accomunano, perché sono due strumenti aerofoni e accomunano proprio anche il mantice per esempio, però sono, diciamo, come a livello tecnico strumentale sono due cose completamente diverse, però il suono insomma sono molto rassomiglianti, quindi la fisarmonica è proprio un linguaggio usuale, ecco, per il tango. Bene, allora adesso sentiremo senz'altro qualche cosa. Nel frattempo girano le vostre fotografie, siete anche in un bellissimo teatro. Dove vi trovate in quella bella foto dove avete tutto lo scenario di un teatro alle vostre spalle? Dove siete? Sì, questa qui siamo al Popolo Fadanzi, vorrei ringraziare appunto, già che ne parliamo, il CD è uscito per la Da Vinci Classics il 20 giugno 2025 e quindi ringrazierei appunto Edmondo Filippini della Da Vinci, il tecnico del suono Gabriele Zanetti, che è stato un tecnico fantastico, il fotografo Fabio Gianardi, che è un fotografo sarzanese, perché queste foto le abbiamo proprio scattate nel Teatro degli Impavidi di Sarzana, che è un gioiello. Si vede che è bellissimo. Bene, dalla nostra parte, insomma. Dalle vostre parti, bravi. Oltre ad avere Carlo Felice a Genova, bellissimo teatro restaurato da molto tantissimo. Più grande Carlo Felice, questo è un teatro tradizionale. Storico, bello, molto bello. Lo preferisco per la verità. Senti, allora partiamo presentando il primo brano del vostro ultimissimo CD che teniamo a battesimo molto volentieri, almeno spero che sia un battesimo per il CD. E il primo brano, Violentango. Esatto.
Violentango, eseguito dal duo Gardel, ovvero Claudio Cozzani al pianoforte e Gianluca Campi alla fisarmonica. Voi riuscite a seguire magari con il telefono, con Radio DAB, uno dei due? Non riuscite a seguire? Non riuscite a seguire il programma con Radio DAB? Perché in questo... No. No, stiamo solo... Siamo collegati col telefono, sentiamo col telefono. Col telefono. Devo collegare a Radio DAB? Se vi collegate con Radio DAB, magari non vedete anche il susseguirsi delle vostre fotografie, riuscite a vedere la sottoscritta. Ecco, adesso, perché i nostri ascoltatori proviamo, perché siamo al computer, però magari uno si discosti un po' perché non vorrei che entrasse poi la musica. Comunque provate, così vedete anche le fotografie vostre che si alternano. Allora, ricordiamo che siamo collegati appunto con... dove siete? Dove vi trovate esattamente? A casa mia in questo momento. Casa tua dove? Lerici. Oh, che bello. Vedi il mare? Sì. Davvero? Sì, sì. Com'è? Blu, è bello, è sereno? Insomma, oggi è un po' così. Oggi è un po' così come tutti. È una giornata. Allora, con Claudio Cazzola pianista, che poi esegue anche fa anche attività pianistica per conto proprio, no? Con tuoi concerti solistici o con orchestre, quindi sei un musicista pianista da una parte e entri nel duo con Gianluca Campi con la fisarmonica, e Gianluca a sua volta ha una sua attività fisarmonicista che va per i fatti suoi, insomma, e poi vi trovate ogni tanto con questo duo. Che cosa avete già inciso con il duo? Ma se questo qui è il secondo CD, avevamo fatto un CD diciamo in passato una decina d'anni fa per il Melograno, una casa discografica di Roma. Era un duo Gardel Live, in realtà era un programma che c'erano tanghi ma erano abbinati anche a brani legati all'ambito zigano, diciamo, musica ungherese, tipo appunto Ubai, Rachmaninov, Brahms e danze ungheresi, eccetera. È un CD bello, però sarà stato bello, ma è sparito anche questo. L'avevamo già presentato da te, mi sembra un po' di anni fa nella tua trasmissione, con molto piacere. Non mi ricordo, mi dispiace, dovrei andare a risentire tutte le trasmissioni. No, certo, ma sto parlando di diversi anni fa. Sì. Questa è la voce di Claudio Cozzani? Sì, sono Claudio. Perché Gianluca ha una voce inconfondibile. Dov'è Gianluca adesso? Eccomi. Gianluca, tu hai sempre una voce hai una voce sorridente. È una voce... sì, me lo dicono in tanti. Diciamo, lo spirito conta parecchio, ma la musica ci aiuta sempre, ecco. Definito il Paganini della fisarmonica, tu hai inciso un bellissimo CD con tutti i capricci di Paganini, che quello, ricordo, abbiamo presentato qui alla radio. Sì, diciamo che praticamente la fisarmonica nasce anche come strumento da solista e la mia particolarità è quello di eseguire i capricci e altre composizioni di Paganini, è una cosa molto particolare, no? E poi ritrovandosi col pianista, con Claudio, che siamo diciamo due strumenti ma anche due mentalità piuttosto da solisti, no? E insomma insieme ci divertiamo moltissimo con questa diciamo nostra concezione, il nostro pensiero. Quindi con il duo vi divertite, con lo strumento solista quando siete soli siete più seri e più compresi in due, penso poi suonate tutte musiche piuttosto brillanti. Adesso proviamo a sentire la seconda, la faccio pronunciare a te Gianluca. Sus, vai avanti. Suosco, perché è meglio averlo anche davanti io, perché Suoscos se cerraron, Carlos Gardel.
Carlos Gardel. E qui siete voi due, il duo Gardel che suona. Quindi lo ascoltiamo ancora, vediamo un pochino questa fisarmonica e pianoforte come collaborano e come dialogano insieme. Però sento un gran rumore, Gianluca. Voi vi state... Focos c'è Ferraro, Carlos Gardel. Carlos Gardel. Sì, E qui siete voi due, giusto. il duo Gardel che suona. Quindi lo ascoltiamo ancora, vediamo un pochino questa fisarmonica e pianoforte come... Ma chi è che parla? È successo qualche cosa. Vabbè, ascoltiamolo e poi vi prego di non muovervi perché sentiamo molto fruscio. Probabilmente state toccando degli strumenti, non so che cosa state facendo, che tutto rientra amplificato in radio. Va bene, partiamo con il secondo brano. Bellissimo connubio questo di Claudio Cozzani con Gianluca Campi, pianoforte fisarmonica, con il quale avete dato vita al duo Gardel, che prende nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel. Ci siete, amici? No. Che è successo il problema? Sono spariti i nostri amici. E Sì, vabbè, oggi c'è qualche... c'è un problema tecnico con il collegamento, adesso lo ripristiniamo subito. Va bene, allora intanto vado avanti io a parlare. Il duo Gardel, che prende il nome, come abbiamo detto, dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, è un organico cameristico molto originale, come avete potuto sentire. Si è formato nel 2005, come ha ricordato il maestro Claudio Cozzani in inizio, dall'incontro proprio con Gianluca Campi e la sua fisarmonica e Claudio Cozzani con il suo pianoforte. Vediamo se si sono ricollegati i nostri tecnici, non ancora. Allora ricordo io che semmai andiamo avanti con un altro brano, Oblivion. Un secondo, va bene. Questa naturalmente, essendo la diretta, può succedere di tutto. Allora abbiamo detto che Claudio Cozzani è nato a La Spezia, ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio Paganini di Genova, ma poi nel suo repertorio è molto interessante perché propone nei concerti solistici programmi tematici come la
la spiritualità da Bach a Liszt, omaggio a Walzer dalla Spagna al Sud America, Debussy e il suo tempo. Ecco, ci siamo nuovamente collegati, Claudio. Sì, ma se voi foste eccoci. venuti qua direttamente nei nostri studi, queste cose non sarebbero successe. Hai ragione, ma eravamo impossibilitati. mi Ah sì, spiace. sicuro, non è che eravate un po' pigri a prendere la vostra macchina? No. Senti- No, abbiamo una prova per il concerto vicino, quindi non sì, potevamo. adesso poi facciamo vedere anche la locandina del prossimo concerto. Senti Claudio, ho ricordato che nel tuo repertorio fai anche dei programmi ricercati, programmi tematici come la spiritualità da Bach a Liszt, omaggio al Walzer dalla Spagna al Sud America. Belli, Debussy e il suo tempo, molto interessanti questi programmi tematici, pianistici. Sì, mi piace, riproporre anche composizioni del passato, un po' di rara esecuzione concertistica, ecco, così faccio un po' di ricerche, e mi piace sempre dare un titolo, un filo conduttore, giusto, perché il pubblico debba essere anche solitamente parlo anche durante i e fai concerti, bene, per presentare i brani, per aiutare il pubblico. Giusto. E creare un clima anche di ascolto, o di empatia. Bravo, è quello che consiglio sempre, suggerisco quando ho degli ospiti, di presentare i brani per il pubblico e magari invitarlo a non applaudire fra un movimento e un altro, che spesso non attendono il termine appunto della composizione. E Gianluca come sta? Dov'è? È andato a sintonizzarsi sulla radio? Con me, Gianluca, Sì, siamo in ascolto di tutto. Ti sei sintonizzato, Gianluca? E i tuoi cagnolini come stanno, Sì. Gianluca? I tuoi cagnolini? I cagnolini stanno bene, stanno benissimo, ci facciamo anche delle grandi passeggiate nel bosco. Io sto in collina, siamo a mezz'ora di distanza dalla casa di Claudio, ecco, quindi io sono invece più nell'entroterra, un po' rialzato, ecco, e non mancano mai le passeggiate ormai. Mi vengono loro a chiamare quando arriva l'orario. Ma quanti ne hai di cagnolini? Quanti ne hai? Ne ho 3, perché ero partito con un cane, che è una femmina bellissima, e poi qualcuno mi ha regalato altri cani perché insomma, Bravo. a dire la verità, qualcuno non li voleva più, allora li ho Li hai presi tu, hai fatto bene, volentieri. hai fatto un'opera bella, buona, generosa, e chi ama i cani ama anche tutto il resto, naturalmente. È vero, anche se loro con la musica, insomma, non è che vadano tanto Vabbè. molto d'accordo, infatti io mi apparto Di spaventi con la tua fisarmonica e il tuo in mantice. separata sede, ecco. Va bene, andiamo avanti con sempre seguendo, ma il vostro CD si può trovare dove? Sulle piattaforme? Come funziona adesso? Ma il nostro CD si può trovare un po' dappertutto, in primo luogo sul sito della Da Vinci Classic, quindi Da Vinci Publishing, si trova, ma poi è distribuito un po' in tutto il mondo, devo dire la verità, anche in Giappone, perché che la casa bello. sono giapponese. La casa è giapponese. Comunque IBS, Petrinelli, adesso non voglio fare pubblicità. No, ma è giusto. Si trova anche sulle piattaforme digitali, quelle più note, come Spotify, Amazon Music, YouTube Music. Bene, benissimo. Allora, basta mettere Duo Gardelle, un motore di ricerca, Duo Gardelle, Tango Appassionato, CD, e salta Da fuori. Vinci Classics, che compare di tutto e di più. Ecco. Allora, andiamo avanti, questa volta Oblivion.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Torniamo in diretta, siete sempre collegati, carissimi Claudio e Gianluca? Sì, sempre. Allora, Claudio Cozzani, Gianluca Campi, che in questo momento presentano il loro duo Gardel, ma se permettete voglio ricordare un appuntamento musicale di una cara amica chitarrista, quindi prego la regia di mandare la locandina sullo schermo. Allora, musica e poesia spagnola, guarda caso c'è anche la musica spagnola in questo concerto, fra 600 e 900. Scusami Sveva, sento un gran rumore sottofondo, sono loro? Siete voi allora? No, siamo fermi. In questo momento siete silenziosi davvero, ma prima... Allora, scusa, ricordo questo appuntamento, musica... Aspetta che l'ho perduto. Musica e poesia spagnola fra il 600 e il 900, un recital chitarristico di Patrizia Giannone, sabato 27 settembre, quindi oggi, alle ore 21, auditorium Annalisa Torgano, Viale Verdi 2, Novara, per chi ci ascoltasse da quelle parti, questo bel recital chitarristico di Patrizia Giannone. Poi il vostro appuntamento del 4 ottobre, ecco qua ci siete voi, carissimo duo Gardel. Volete ricordare il vostro programma di sabato a Cicognola? Qui siamo nell'Oltrepo Pavese. Sì, suoneremo nel Festival Ultra Padum a Cigognola, nel Polo Civico di Valle Cima, il 4 ottobre alle 21:15. Quindi un programma di Genere e tango, zingareschi e tanghi. Ecco, suonerete anche Brahms, vedo Rachmaninoff, esatto. Quindi altri scusate, altri autori. Sì, oltre a Gardel e Piazzolla praticamente c'è l'inserimento di Brahms, di Rachmaninoff e di Dubai con delle danze ungheresi, danze zigane, ecco. Ma suonate all'aperto? Dove suonate? Suonate al chiuso, no. Però. Polo Civico di Valle Cima. Polo Civico di Valle Cima, sabato 4 ottobre a Cicognola alle ore 21:15. Bene, quindi chi ci ascolta da quelle parti può conoscere personalmente i nostri due amici, il duo Gardel. Senti, sempre col duo Gardel ci ascoltiamo adesso por una cabeza? Cosa dite? Benissimo. Va bene?
Benissimo. Allora, così mentre ascoltiamo il brano non ci sarà il sottofondo d'accompagnamento. Andiamo con il volume. E questo che avete ascoltato, Por una cabeza, dal duo Gardel. Abbiamo una chiamata in linea, quindi pronto? Sono Elisa. Ciao Elisa, che Che brava. meraviglia questo tango, che meraviglia, che bravissimi, veramente tu bravissima e bravissima, te lo dico ogni volta, ma è vero, porti sempre degli ospiti veramente meravigliosi, li ho, anche a li distanza, ho un anche po' se non sono sgridati perché presenti. non sono presenti e quindi No, si no, sente ti anche... sto vedendo, infatti vedo che non sono presenti, ma vedo le fotografie, comunque si sente la musica che è la cosa più importante, quindi complimenti a entrambi, mi piace molto questo duo fisarmonica pianoforte. Sentite Bravo, Claudio, piacevolissimo, quindi grazie. va bene, grazie anche a te che chiami, ti complimenti, quindi mi fa piacere che gli ospiti siano graditi ai nostri ascoltatori, anche se sarebbe più bello averli qua in presenza. Va bene, grazie Elisa. È andata. Dicevo, la prossima volta qua in presenza, come sarà per il prossimo sabato, che avrò in presenza non 1, non 2, ma 3 ospiti addirittura, con il loro strumento. Allora, dove siete? Ci siamo, ringraziamo Elisa, sia io che Gianluca, è molto gentile. Senti Claudio, tu invece non hai animali, non hai cagnolini, non hai... Ce l'avevo un animale purtroppo, questo è un argomento triste per me perché avevo una gatta a cui ero legatissimo, ma è mancata nel 2023. Gli animali sono persone di famiglia. Allora un'altra chiamata, pronto? Ciao, sono Vito da Matera. Ciao Vito da Matera, come stai? Porca miseria, da quando non state più sulla televisione, devo andare su internet, però vi seguo sempre. Bravo, Bellissimo questo guarda, questo tango mi ha ricordato di quando ero bambino. Io sono nato in montagna, a Vigliano, dove c'era una scuola di tango
E ricordo che i ragazzi ballavano in costume aviglianesi il tango, cioè il tango proprio classico, quello baciato. Quindi sentire questo tango mi ha riportato a tanti anni fa. Che dire, è sempre un piacere ascoltare la tua trasmissione Ti e non ringrazio. manco mai di ascoltare. Un saluto a voi tutti, ciao! Grazie, tu saluta Matera, questa bellissima città, i nostri ascoltatori che si materializzano senza filtri né censure. Questa è una radio senza filtri né censure, quindi non sappiamo mai chi abbiamo dall'altra parte della linea. Questo è il bello della nostra radio. Bene, allora andiamo avanti con i vostri brani, a conoscervi. Che programmi avete nel pomeriggio? Vi godete un po' il sabato? Andate a fare una passeggiata? Dovete sempre... No, dobbiamo provare per questo concerto, del dobbiamo 4. fare una prova qui da me, Ma nel mio studio. sarete collaudati In ormai. mezzo alla campagna. No, ma noi proviamo sempre prima dei concerti, siamo molto professionali, se no venivamo da te. Non Ma siete abbiamo venuti da questa me per prova. provare, va bene. Allora siete perdonati. Abbiamo qualche altra chiamata in linea? Sì, vediamo se abbiamo un'altra chiamata in linea per non interrompere poi la musica o per non farli... Parlo un altro minuto, va bene. Allora, Claudio Cozzani, Gianluca Campi, avete anche delle amicizie in comune, degli hobby in comune, oltre alla musica? Andare a pesca, per esempio, visto che state al mare. Gianluca, digli i tuoi hobby. Ma io a dire la verità, a parte, insomma, la musica sì mi porta via un sacco di tempo, però al di là di quello, come ho detto prima con i cani, quando andiamo a fare le passeggiate, anche lì porta via un minimo di tempo, perché ci tengo proprio a godermi la natura con le creature che amo tantissimo. Che ti saltellano dietro. Veramente... Va bene Gianluca, mandiamo quest'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno, sono Francesca, chiamo da Pavia, scusate ma sono terribilmente raffreddata. Dunque, complimenti naturalmente, come hanno già fatto i miei precedenti interventi, quelli che sono intervenuti. Volevo chiedere una cosa, ho notato, ascoltando questa magnifica musica argentina, che però sia questa che le danze ungheresi, la musica balcanica, hanno tutte un sottofondo abbastanza malinconico. Vorrei sapere se è una mia impressione oppure se è una cosa che effettivamente notate anche voi. Grazie e complimenti, siete bravissimi. Grazie mille. Grazie. Chi è che risponde? Claudio? Ma sì, ha colto veramente un lato, un leitmotiv di queste musiche. Sì, la nostalgia, la malinconia è un lato presente. C'è anche la passione, c'è anche il virtuosismo, la vivacità in certi momenti, però è caratterizzata prevalentemente da una forte nostalgia. Una vena malinconica, sì, è vero. Una vena malinconica, sì. L'ho notata anch'io. Complimenti all'ascoltatrice per aver colto questo aspetto. Allora, vediamo se Otoño ci dà la stessa sensazione. Cosa dite? All'inizio sì, questo è un po' tipico dei tanghi, diciamo anche di Piazzolla, che c'è una parte movimentata nella fase iniziale, quindi con un carattere molto più ritmico, molto più vivace, eccetera, però c'è sempre una parte centrale in cui vengono fuori queste bellissime melodie molto nostalgiche. Va bene, ce ne faremo una ragione. Otoño.
Sfuma delicatamente la mano di Sveva su questo otoño-autunno, è vero, porta proprio i colori dell'autunno questo brano, interpretato da voi, Duo Gardella, Claudio Cozzani Sì. e Gianluca Campi. Si sentono proprio i colori belli dell'ottobre che ci sta venendo incontro, almeno così li ho Sì. interpretati, è vero? Un richiamo proprio della stagione, e comunque sia dalla parte più incalzante, queste frasi che ricordano un po' la caduta delle foglie, anche nella parte più struggente ovviamente, e quindi insomma ha descritto realmente un po' anche cercando di imitare un po' nell'ispirazione, ecco, che ha tratto tramite Antonio Vivaldi, ma ovviamente nell'ambito del tango, ecco, in questo caso. Senti, adesso voi non lo vedrete, però lo vedrete quando vi manderò la trasmissione con WeTransfer, ma il nostro pubblico che ci segue con Radio DAB vi vedrà in questo filmato, Il Sol Sueno. Ve lo ricordate? Un anno fa avete registrato questo bellissimo brano, quindi si vede anche, mi pare un teatro, si vede un bellissimo È un luogo oratorio, sì, un siamo a oratorio. Monelli. In realtà questa qui è una prova, durante un amico molto bravo ci ha fatto, allora non ci è piaciuto, ha fatto durante, noi stavamo provando, diciamo prima del concerto, quindi è una cosa, infatti siamo vestiti in maniera molto libera, informale. Fa niente, noi ascoltiamo la musica, come siete vestiti non ci interessa. Va bene, allora preghiamo Sveva di mandare questo El Sol Sueno e quindi vi vediamo anche proprio fisicamente.
Bravissimi, bravissimi entrambi, bravi veramente. Qui abbiamo potuto vedervi con questo filmato. Dove siete? Ci siete? Siamo qui. Allora, Sì, ci siamo, ci siamo. Claudio Cozzani con una ricca capigliatura, E Gianluca l'altro Campi con invece qualche capello in meno. anche proprio senza, diciamo, no? Se vogliamo dire Scarna capigliatura. Volevo dire a Gianluca, qui non suoni la fisarmonica dalla Pe con la quale noi ci eravamo conosciuti a suo tempo, perché eravamo amici entrambi del carissimo Amleto Dalla Pe. Lo sai che a Stradella hanno dedicato un bel monumento in bronzo alla famiglia Dalla Pe con la fisarmonica in mano? L'hai visto? Allora, io sapevo di questa statua, non sapevo proprio esattamente nel dettaglio e non l'ho ancora vista perché, sai, avendo poi un altro strumento di un'altra provenienza, raramente bazzico attualmente la zona di Stradella, anche se comunque ho sempre dei bellissimi ricordi e da bambino ci andavo perché le mie prime fisarmoniche provenivano da lì. E poi il legame che ci legava tutta la famiglia Dalla Pe, e compreso Amleto, che ti ricordi benissimo quando ci eravamo visti anche a un concerto a Pavia. Proprio. E lui era presente, veramente. Vabbè, gli abbiamo fatto un giusto ricordo che io la settimana scorsa avevo un tuo collega, Mario Milani, con il fisarmonicista Mario Milani, non so se vi conoscete di nome, e quindi per quell'occasione io ho fatto vedere la fotografia che ti manderò, così avrai anche tu il ricordo di questa bella statua dedicata alla famiglia Dalla Pe. Dalla Pe, molto volentieri, veramente. Bene, carissimi amici liguri, avete un buon fritto di pesce quest'oggi a pranzo? No, No? dobbiamo provare, quindi siamo come gli atleti, dobbiamo tenerci. Vi rifarete poi nei prossimi giorni. Affinché torniamo. Senti, chiudiamo e ci salutiamo con Libertango, cosa dite? Va benissimo. Sì. Va bene? Sì, allora cogliamo l'occasione per ringraziarti tantissimo. Ma figura, Rita, sono io che ringrazio voi. E facciamo un plauso a te per questa bellissima trasmissione, perché divulga in maniera così preziosa la musica classica. Ti ringraziamo di cuore, di vero cuore. Con Ringrazio tanto affetto. io voi per questa partecipazione, anche se non in presenza, ma vi rifarete. Quindi un carissimo abbraccio a voi, buon continuazione con il duo Gardel, tanta fortuna, e ci salutiamo appunto con Libertango. Un grazie anche a Sveve e Simone, preziosissimi tecnici dai quali sono divisa. Grazie a tutti, un abbraccio. Grazie infinitissime.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.